Dottor Mangiacavallo, lei nuovo presidente, parte, riparte con una nuova veste, una nuova società, insomma il nuovo progetto dell'Università di Agrigento. Sì, in effetti partiamo con obiettivi e progetti nuovi. Abbiamo raggiunto una intesa eccezionale con gli altri componenti del Consiglio di amministrazione. Potremmo avvalerci anche dell'esperienza maturata all'interno del consorzio da parte del dottore Di Maida, che ha retto le sorti di questo ente per un bel po' di tempo in un momento di difficoltà. Abbiamo anche stabilito un nuovo progetto e principalmente gli obiettivi da raggiungere e in primo luogo con una applicazione immediata è quello di promuovere accanto all'attività didattica e all'attività di ricerca tipiche del mondo universitario un'altra componente che fra l'altro ora è entrata a pieno titolo nella valutazione delle attività universitarie, cioè l'impegno della terza missione, che consiste nell'inserire il mondo dell'università, il mondo del sapere nel contesto del territorio, nel caso specifico del nostro territorio che esprime delle potenzialità straordinarie in vari settori vitali, non solo dell'economia ma anche della società in genere. Non possiamo dimenticare il mondo del turismo, il mondo dell'agricoltura, il mondo dei beni culturali, il mondo enogastronomico, il mondo dell'ittico conserviero e perché no anche il mondo della sanità che anche in funzione di quelle che sono le nuove disposizioni per quanto riguarda l'emergenza coronavirus richiede un incremento del numero delle professioni sanitarie, per cui stiamo seriamente pensando a rivolgere lo sguardo anche al mondo di coloro i quali vogliono o completare il corso di formazione specialistico o a quelli che vogliono dedicarsi alle attività sanitarie con dei corsi di laurea o comunque con dei corsi specializzanti all'interno del consorzio. Siamo convinti che da soli non possiamo fare molto, non possiamo fare lunga strada ed è per questo motivo che ci siamo rivolti con determinazione e convinzione agli attori, ai protagonisti della crescita e dello sviluppo di questa provincia. Mi riferisco agli enti locali, cioè ai sindaci e perché no anche all'ex provincia. Mi riferisco agli ordini professionali, al mondo imprenditoriale che è, sia pur limitatamente dal punto di vista quantitativo, ben rappresentato nella nostra provincia. Mi riferisco al mondo dell'imprenditoria finanziaria e del mondo del credito, mi riferisco, l'ho detto e lo ripeto, agli ordini professionali, alle forze sociali, a tutti coloro i quali hanno un ruolo che può assicurare collaborazione fattiva con il nostro impegno, che lo ripeto è già vivo, ha delle mire particolarmente ambiziosi, non è presunzione, ma credo che sia la consapevolezza di un impegno e di una responsabilità che sentiamo forte. I giovani della provincia di Agrigento, anche se non manifestamente, chiedono risposte concrete alle loro esigenze, alle loro richieste. Sono fermamente convinto che molti sono stati costretti ad emigrare dal punto di vista culturale, dal punto di vista della formazione, alla ricerca di nuovi orizzonti e questo è un altro obiettivo. Vogliamo aprire nuovi orizzonti alle nuove generazioni della provincia di Agrigento e se continuerà il sostegno e l'aiuto delle istituzioni del riferimento, cioè l'università e l'assessorato alla formazione, è probabile che il nostro percorso sarà facilitato. Noi, ripeto, ce la metteremo tutta, cerchiamo che anche gli altri facciano la loro parte. Inizia il nuovo corso del Consorzio Universitario Agrigentino con tante offerte, iniziano le iscrizioni, quindi un appello da parte del nuovo direttivo. Proprio il giorno 1 agosto sono iniziate le immatricolazioni, stiamo registrando particolare attenzione, particolare interesse da parte dei nostri studenti, credo che quest'anno noi faremo dei numeri importanti anche perché è importante l'offerta formativa che oggi offriamo al territorio, ben 6 corsi di laurea, tra l'altro quest'anno la grande novità che per situazioni di studenti che si iscrivono che hanno un reddito ESEE fino a 25.000 euro diciamo, non pagheranno nessuna tassa di iscrizione. La nostra Università di Palermo, che è l'università di riferimento
attraverso i propri corsi vuole offrire al territorio diciamo, un livello alto di corsi di laurea. Il consorzio universitario dal canto suo cercherà di offrire e garantire tutti quei servizi necessari per far sì che i giovani possano trovare nel consorzio universitario, nell'Università di Palermo, dei punti di riferimento importanti per la loro crescita formativa e culturale.